con Marco Sartor, vice sindaco di Maser. Il nuovo sinonimo di normalità sono le mascherine e davanti alla vostra biblioteca appunto c'è una macchinetta che ne rifornisce. Che cosa significa per la comunità questo? Abbiamo voluto dare questo servizio alla comunità che diventerà appunto normalità, almeno per un periodo, quello di indossare la mascherina, di igienizzarci le mani e via di seguito. Diventerà sicuramente un punto di ritrovo, lo è già, perché essendoci la biblioteca, essendoci la sede di varie associazioni, per noi questo è un posto strategico di fronte al municipio, tra l'altro, e quindi abbiamo voluto dare questo segno di normalità in continuità anche con gli altri comuni limitrofi che lo stanno facendo. Allora Sindaco, è un rischio che sembra alleviato negli ultimi giorni, ma il rischio del coronavirus non se n'è andato. Comunque lei è positiva a riguardo? Certo, lo sono anche sempre stata e infatti questo ho dato, cioè queste informazioni e questo messaggio ho sempre dato ai cittadini che qui siamo anche a Maser, ecco, dove il contagio è quasi pari a zero. Abbiamo avuto un caso guarito subito, ma perché si era infettato da un'altra persona di Asolo, ma qui a Maser non abbiamo, posso dire che non c'è stato nessun caso assolutamente. E quindi io sono stata anche molto meno restrittiva anche di colleghi sindaci, perché ero convinta che i miei cittadini rispettavano le norme, però ho sempre dato quello che si poteva fare in più, l'ho sempre lasciato fare. Ad esempio anche riguardo all'ultimo DPCM per le messe, per i funerali, che attualmente ad oggi sono consentite solo 15 persone, preferibilmente all'esterno della chiesa, io ho fatto un'ordinanza, credo di essere l'unica in provincia di Treviso, in cui ho consentito anche il posizionamento di 30-40 persone sul sagrato della chiesa con la distanza di 2 metri, anziché 1-2 metri, mascherine e guanti, e possono seguire dall'esterno le funzioni, i funerali. Una ordinanza che ho comunicato immediatamente al prefetto, questore, carabinieri, e nessuno me l'ha impugnata, e quindi ho cercato di dare anche questo segnale, ecco. Negli ultimi tempi ci siamo spostati dai distributori classici del caffè e degli snack e ci siamo inventati questa macchina qui per dare un'opportunità a tutti i cittadini di comprare un prodotto a un prezzo equo. Abbiamo anche la mascherina chirurgica che vendiamo a 50 centesimi e poi svariati altri tipi di mascherine lavabili che si possono riutilizzare per più tempo. Oltre a quello abbiamo anche un gel. Purtroppo i guanti non li troviamo ancora, non troviamo un prezzo buono per poterlo vendere a un prezzo concorrenziale col mercato. Attualmente abbiamo installato 4 macchine, sono già in previsione 6-7 macchine la prossima settimana e dove? Cosa succede. Allora abbiamo installato a Cornuda, Crocetta, Maser e Castelfranco, dove oggi facciamo l'inaugurazione a Castelfranco alle 3. E prossima settimana saranno in previsione altre 7 macchine qui sempre in comuni di Treviso. Come hanno reagito, come pensa reagiranno all'apertura? Qual è l'atteggiamento dei commercianti di Maser? Sono molto preoccupati, li ho sentiti anche ieri, anzi direi disperati. A ieri mi hanno detto non so se noi riapriamo, ecco, non so se noi riapriamo, perché a queste condizioni speriamo nel nostro governatore, che so che sta predisponendo un'ordinanza usando il buon senso. Perfetto.